Bene, grazie mille Monica, che ci ha fatto riflettere qui anche su alcuni punti importanti che sono in sintesi l'ambiente, la storia, la valorizzazione storica di un determinato territorio e come l'ambiente e la valorizzazione storica possono essere volano per un'economia sostenibile. A me piace molto ricordare un termine che non entro nel dettaglio, ma a me piace proprio come termine, quello di economia circolare. Quando noi diciamo che i servizi entrano in una circolarità, l'economia entra in una circolarità di un sistema di riutilizzo e di valorizzazione, ecco, io credo che questo possa essere l'esempio. Ora passiamo la parola alla dottoressa Francesca Barbini che ci descrive quale capo-delegazione della FAE Venezia, quelle che sono state le attività del FAE Venezia e anche in particolar modo quelle che sono state le relazioni con UNESCO e quali sono state le attività che sono state promosse. Io credo che queste associazioni siano associazioni fondamentali per il territorio perché ci fanno sempre riflettere, ci ricordano qual è la ricchezza principale del nostro territorio, ovunque noi siamo, e quindi il paesaggio. Grazie. Del Forte di Sant'Andrea abbiamo già parlato anche in un'altra occasione in questa stessa sede e nel corso degli anni il Fondo Ambiente Italiano, che io oggi qui rappresento, si è occupato e si è speso moltissimo per il problema delle grandi navi e questa attenzione è culminata quest'anno, come tutti hanno potuto vedere, con la bellissima mostra delle fotografie di Gianni Berengo Gardin esposte al negozio Olivetti, uno spazio FAI di Piazza San Marco. La delegazione FAI di Venezia però nel corso di quest'ultimo anno si è spesa anche su un altro fronte meno noto di cui oggi vorrei parlare e che copre un po' tutti i temi che questa iniziativa segnala come temi cruciali per la città. Tutti sanno che Venezia e la sua laguna sono uno dei siti patrimonio mondiale dell'umanità. Ai sensi di una convenzione che costringe con lo Stato italiano in questo caso, che poi viene incaricato dall'UNESCO di salvaguardare e tutelare, osservare le eccezionali caratteristiche del sito o, come si dice nella convenzione, i suoi outstanding values. Ogni 2 anni il comitato che si occupa del patrimonio mondiale si riunisce e segnala eventuali criticità. Il World Heritage Committee si è riunito nel 2014 a Doha e nelle sue decisioni ha segnalato delle criticità proprio su Venezia, innescando così una procedura di controllo che avrà la sua conclusione nell'estate di quest'anno con la riunione del World Heritage Committee a Istanbul. Nel quadro di questa procedura di controllo e di visite della Commissione e dei vari comitati UNESCO, tra ottobre e la fine dello scorso anno abbiamo partecipato attivamente all'elaborazione di un documento che è stato chiesto dall'UNESCO stessa al termine di una audizione burrascosa ma estremamente interessante a cui abbiamo potuto partecipare solo dopo aver esercitato forti pressioni sull'UNESCO a Parigi, sul Ministero degli Affari Esteri a Roma e sul Ministero dei Beni e delle Attività Culturali che Ilaria Borletti oggi rappresenta e che io ringrazio per la sua attività incisiva proprio in quell'occasione.
Il lavoro di cui oggi voglio parlare è quindi questo documento che è il risultato di un compromesso laborioso tra le posizioni di associazioni nazionali e comitati locali che nell'opinione comune sono molto lontane tra di loro. Eppure nel corso dei nostri incontri le differenze che abbiamo dovuto comporre sono sempre state differenze formali e mai sostanziali, riguardando piuttosto, per così dire, l'intensità con la quale esprimersi piuttosto che la sostanza. Il nostro esame si è mosso dalle osservazioni sullo stato di fatto, sul quadro giuridico istituzionale e su quelle criticità che l'UNESCO aveva segnalato nelle decisioni di Doha del 2014, in particolare cose note e stranote già citate anche oggi, e cioè il processo di degenerazione della morfologia e della funzionalità della laguna, la tendenza allo spopolamento di Venezia, le attività incompatibili che si svolgono all'interno del sito, prendendo come esempi emblematici la pesca distruttiva, il traffico acqueo eccessivo e inadeguato e la trasformazione degli immobili residenziali in strutture turistico-ricettive. Alla fine del nostro lavoro noi abbiamo chiesto, insieme a tutte le associazioni firmatarie, che l'UNESCO inserisca Venezia nella lista del patrimonio in pericolo. Naturalmente questo è un passo grave ma meditato e accompagnato da un elenco di preoccupazioni comuni e di proposte concrete per una sana gestione del sito, che comprendono cose note e già affermate e anche scritte nero su bianco nei testi di legge, ma mai attuate. E tra queste segnaliamo la necessità della partecipazione, come diceva Monica Sacco, la necessità delle misure di mitigazione indispensabili per il riequilibrio della laguna. Le azioni devono essere guidate da una visione unitaria e a lungo termine di Venezia e della sua laguna, e segnaliamo naturalmente la necessità di ripopolare Venezia, la laguna e l'area circostante. Dunque il Fondo Ambiente Italiano, insieme a Italia Nostra, al WWF, a Venezia Cambia, a Via Venice e a numerosi altri esperti indipendenti di fama mondiale locali, hanno scritto e testimoniato tutto questo nel documento che abbiamo inviato all'UNESCO e di cui sono felice di poter parlare davanti a una rappresentante del Parlamento e a una rappresentante del Governo, perché questo è un appello accorato rivolto all'UNESCO dalla città, perché possa finalmente essere ascoltato dall'Italia. La nostra città ha bisogno della politica. Venezia ha subito un declino e un degrado sociale, economico e ambientale nel recente passato tali da suscitare un'attenzione internazionale sempre crescente e sempre più informata. Tutto questo non è stato accompagnato da un'attenzione corrispondente a livello nazionale e a livello locale.
sia doveroso meditare sul futuro possibile di questa città, e pensare al futuro esige però un'attenta analisi del passato, perché noi riteniamo che Venezia abbia qualità uniche per essere un esempio virtuoso di città e un modello perfino rivoluzionario di città, un modello di città moderna e non più quel modello di città citato dal sindaco di Barcellona e condiviso da molti altri come emblematico della cattiva gestione soprattutto del turismo, che è un altro dei temi che ci occupano oggi. I turisti sono troppi? Io non credo. Quando sono nata, e non è passato un secolo ancora, gli abitanti di Venezia erano 170.000. 120.000 in più circa di quelli che Venezia ha oggi. Ora, se noi moltiplichiamo 120.000 per i 365 giorni in cui quegli abitanti erano presenti nella città, il risultato è 43.800.000 presenze in più di quelle che ci sono ora, molte di più di quelle che vengono definite pressione insopportabile. Quindi non è il numero dei turisti ad essere insopportabile, è il modo e la qualità di questo turismo. E qui ritorno alle grandi navi, perché penso che il problema delle grandi navi, come molti altri problemi, vadano affrontati anche da questo angolo visuale, o ancora da quello della politica del suolo e del suolo pubblico, dei regolamenti edilizi sempre più permissivi nei confronti dei cambi di destinazione d'uso, della politica del trasporto pubblico e dei prezzi del trasporto pubblico che ci hanno regalato un'azienda in attivo dei trasporti, rendendo però competitivo quel traffico acqueo turistico privato che è deleterio per l'ambiente e per la città da tutti i punti di vista. E a fronte di evidenze drammatiche di deterioramento della vita sociale ed economica della nostra città combinate con lo scandalo legato al Mose, ancora a livello nazionale non si è definita una linea sulla quale ripristinare condizioni accettabili di convivenza in una città che è cruciale anche per l'immagine dell'Italia nel mondo. E anzi c'è la tentazione non nuova di pensare che le soluzioni possano arrivare dall'alto o dall'altro, giudicando la richiesta della città di essere ascoltata e poi governata e amministrata con vera competenza come un capriccio di una città molto altera. E il tratto di penna sul magistrato alle acque è uno degli esempi di questo genere. Ecco, l'incontro di oggi e una sala piena testimoniano però che Venezia è una città viva e sul nostro territorio si trovano ancora le risposte, le abilità, le conoscenze e le competenze sia tradizionali che innovative in tutti i campi, ed esse meritano di essere ascoltate, meritano un ascolto privilegiato da parte della politica e da parte del governo. E proprio questo penso possa essere quello sguardo diverso su Venezia che non solo noi ma il mondo intero chiede alla politica e al nostro Paese.